Il secondo panel è molto più breve del primo, quindi non preoccupatevi, ed è fatto di testimonianze. Facciamo parlare i protagonisti, cioè quei vittoriesi di nascita o di adozione che sono naturalmente glocal, conoscono bene la realtà locale, ma allo stesso tempo hanno un'esperienza internazionale. E abbiamo messo insieme alcuni imprenditori che hanno investito e stanno investendo nel territorio, perché ci dicono perché stanno investendo nel territorio o hanno già investito. Ci dicono quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di questo territorio, che cosa vorrebbero e di che cosa sono felici. Allora, abbiamo raccolto qui e stanno arrivando alcuni imprenditori del territorio veneto, cominciamo da loro, poi parleranno dei top manager con esperienza internazionale. Chiedo loro la gentilezza di contenere l'intervento in meno di 10 minuti, così possono parlare tutti. Abbiamo anche due novità, e cioè abbiamo Christian De Marchi qui per la società Tecnosistemi, perché la dottoressa Anna Munari, che purtroppo ha avuto un problema di salute in famiglia e quindi è qui rappresentata da un dirigente dell'azienda. E poi abbiamo anche un'altra sorpresa finale che ci consente poi un gran finale, ma vi dirò dopo in che cosa consiste la sorpresa. Allora, seguiamo l'ordine, facciamo parlare gli imprenditori. Christian De Mar ci spiega che cos'è Tecnosistemi, che cosa sta facendo nel territorio, se ci si diverte a lavorare lì, se magari siete la società Benefit. Assolutamente sì. E io vi dico solo che quando sono entrato nella sala riunioni ho visto un gruppo di ragazze. Io ho detto, ma sono tutte ragazze qua? No, veramente sarebbero tutti i top manager dell'azienda. Tutte donne, mi sono trovato in mezzo a tutte donne in un ambiente che ricordava un salotto con la moquette, un arredamento di design moderno, tutto vetro. Ma dico, ma siamo sicuri che questa è un'azienda? Sì, questa è Tecnosistemi. Prego, Cristian. Allora, buongiorno a tutti, sono Christian De Mar di Tecnosistemi SPA Società Benefit. Tecnosistemi è un'azienda con 30 anni di storia, partita in quel di Susegana per poi trasferirsi ad inizi anni 2000 nella zona industriale di Vittorio Veneto. La zona industriale di Vittorio Veneto che all'epoca rappresentava per noi uno spazio tale da poterci garantire anche uno sviluppo, una crescita negli anni a seguire, cosa che poi si è avverata. Che cosa è successo per arrivare poi a oggi? Oggi dal 2021 Tecnosistemi è diventata una società benefit, quindi ha sostanzialmente sposato nel suo statuto quello che è l'agenda 2030, l'ha fatta propria, l'ha recepita, e quello che sembrava inizialmente anche all'interno dell'azienda, per darvi una dimensione, oggi l'azienda ha 180 dipendenti tra diretti e lavoratori interinali, lavoriamo su 2 plant produttivi, e lavoriamo sia nel mercato Italia, ma stiamo aprendo in maniera significativa al mercato estero. Che cosa vuol dire per arrivare ai nostri giorni di società benefit? Vuol dire stravolgere quello che è la concezione e la visione di fare impresa. È un cambio radicale, profondo, che vuol dire non guardarsi più solo all'interno con gli sistemi e gli schemi tradizionali che l'azienda ha sempre avuto, ma guardarsi all'interno e verso l'esterno con una nuova visione, un nuovo approccio. Che cosa si è tradotto? Si è tradotto in una grande attenzione, ad esempio, in quello che è il tema dell'impatto ambientale dell'azienda, quindi grande attenzione a quello che è stato il tema degli scarti, dove ad esempio per anni si sono presi gli scarti di produzione, si sono portati all'esterno in discarica o comunque conferiti, oggi li abbiamo fatti diventare, stanno diventando la materia prima seconda di cui tanto si parla in quest'epoca, così come c'è grande attenzione a quello che è il capitale umano, perché anche per noi questo è il termine più appropriato con cui andiamo a identificare tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Sul capitale umano, verso queste persone, è stato fatto il più grande investimento, fatto di coinvolgimento, di formazione, di condividere con loro anche dove va l'azienda, cosa fa l'azienda e perché lo sta facendo. Tutto questo si è poi tradotto in documenti, dalla Carta dei Valori alla relazione di impatto. Nel 2024 depositeremo il nostro primo bilancio di sostenibilità. È un altro tassello tangibile del percorso che l'azienda sta facendo.
Perché tutto questo? Perché il mondo sta cambiando, cambia continuamente, tutto è molto volatile, la percezione si ha anche nei nostri mercati, nel mondo della termoidraulica e affini. Noi per inciso abbiamo 9 marchi dove ogni marchio identifica un filone particolare del mondo della termoidraulica. Possiamo parlare di ventilazione meccanica controllata piuttosto che distribuzione e diffusione dell'aria, sistemi di gestione multizona, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa succede? È un mercato, un momento storico in cui ci stiamo tutti traghettando da una posizione ad un'altra, non è molto chiaro dove si sta andando e proprio in questo clima di incertezza l'azienda le certezze se le deve costruire. Una volta che le ha costruite diventano i suoi obiettivi e diventa la meta verso cui si sta lavorando, si sta andando. Il passaggio a società benefit ha dato un grande contributo in questo senso perché ci ha permesso di focalizzarci. In che termini? Vi posso dare dei numeri che sono il consuntivo del 22 ma che danno anche un'idea dello stravolgimento che è avvenuto all'interno dell'azienda nell'ultimo anno, anno e mezzo. Noi quest'anno abbiamo recuperato 42, nel 2022, 42-43 tonnellate di materiale che sarebbe finito in discarica. Abbiamo usato per la prima volta nella storia dell'azienda oltre 1 milione di chilogrammi di materiale riciclato, rigenerato, recuperato sul mercato. Abbiamo messo in piedi processi di recupero del cartone, stiamo eliminando la plastica, stiamo facendo tutti quei percorsi che in linea, in sintonia e nel rispetto dell'agenda 2030 ci stanno portando a quell'obiettivo, a quel traguardo. Ripeto, non sono passaggi facili, sono passaggi complessi perché vuol dire stravolgere la cultura aziendale che per tanti anni c'è stata in azienda. Ma perché? Perché oggi il mercato vuole due cose, vuole il prodotto che deve essere indiscutibilmente di qualità. Prima ancora forse oggi vuole il servizio. Il primo prodotto che l'azienda vende è il servizio verso il cliente. Tempi di risposta, reazioni brevi, spedizioni nel giro di qualche giorno. Non è facile, con oltre 6.000 articoli a catalogo, ma è quello che il mercato, il mondo chiede in questo momento. Mondo perché ci stiamo comunque aprendo anche a scenari internazionali, mercati americani, Emirati Arabi, oltre a consolidare la nostra posizione all'interno di quello che è l'area geografica dell'Europa. Ed essere benefit vuol dire anche avere attenzione a quello che è tutta la filiera degli stakeholder, diretti e indiretti, ma anche, qui viene il focus su quello che è l'ambiente circostante, quello che abbiamo intorno a noi. In particolare Tecnosistemi, oltre a quello che è collaborare ormai da tanti anni, perché lo facevamo da prima di essere società benefit, collaborare con 7 associazioni di varia natura, fornendo supporto di tipo economico o anche di altro tipo, volontariato, sport, eccetera, ha aperto l'anno scorso una bellissima progettualità proprio con il comune di Vittorio Veneto, con l'amministrazione, che riguarda il recupero di un'area verde di fronte all'azienda. È un'area comunale a tutti gli effetti. Qui grazie anche al supporto dell'avvocato Barel abbiamo messo in piedi un bellissimo progetto che ha coinvolto l'amministrazione comunale, ha coinvolto un grande architetto paesaggista che è Joao Núñez, con il quale ci siamo trovati e abbiamo immaginato a come poteva diventare questi 8.500 metri di terreno lasciato lì arido e privo di qualsiasi valore, in qualcosa di più bello, che creasse valore aggiunto in quella che è la periferia, se vogliamo, di Vittorio, perché siamo nel bel mezzo di un'area industriale a tutti gli effetti. E con lui è nato questo bellissimo progetto che si è concretizzato poi in maniera definitiva con quest'estate che l'abbiamo completato, dove su questa superficie abbiamo piantato 78 alberi, oltre 600 arbusti, che vuol dire grosso modo compensare la CO2 emessa da circa 100 automobili. L'abbiamo completato poi con l'installazione di questi cerchi in metallo di diametro molto grande, sono 6 complessivamente, con una particolare illuminazione a LED nella parte bassa di questi basamenti che nelle ore serali notturne, adesso poi con il cambio dell'ora e tutto il resto è anche molto bello da vedere, e c'è questa installazione a tutti gli effetti che ha creato un vero e proprio parco di valore anche semplicemente per chi lo ha disegnato e pensato e che è a beneficio di tutti quanti quelli che quando smontano ad esempio l'orario di lavoro o adesso vedo anche la mattina molto presto possono passare e godere di questo effetto che è veramente palcoscenico, molto bello da vedere, molto curato e che è, ripeto, un segno tangibile dell'azienda che investe al di fuori di quelli che sono i filoni tradizionali di investimento dell'azienda
ma a sposare quello che è il concetto di società benefit e a sposare soprattutto quello che è l'apertura e la ricerca che le aziende fanno verso le amministrazioni, quello di creare comunque un ponte, un dialogo finalizzato a rendere più bello, più di valore quello che ci circonda, al di là della struttura che normalmente viene curata e seguita dall'azienda. Grazie. Grazie. Allora, Cristian, io ti strappo una promessa di fronte a tutti. Fai visitare l'azienda al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto? Sì, L'avete, no, ragazzi? Avete voglia di vederla? Ci siamo già parlati con... Ecco, perfetto. Un'azienda che adotta una aiuola pubblica e la fa diventare un polmone verde su area comunale, trasforma una zona industriale in un luogo bello per tutti. È un luogo accogliente, la bellezza crea valore per l'azienda, crea valore per la comunità. È un esempio concreto. Grazie Cristian, grazie Tecnosistemi, grazie dottoressa Anna Munari. Ed ora la parola va nell'ordine a... Dov'è? Sono Il qua. personaggio che ci ha portato le slide. Dice, io non voglio essere noioso, vi faccio vedere qualche slide così sarò sintetico e rispetterò i meno di 10 minuti che gli ho lasciato. Carlos Veloso dos Santos, abbiamo qui un italo-portoghese, un portoghese italiano, che è venuto a investire qui da noi e fa una cosa splendida. Sapete cosa? I tappi di sughero. Prego Carlos. Grazie. Allora, sicuramente non vi annoierò, innanzitutto ringrazio che mi ha invitato a questo bellissimo incontro. Io voglio calare un po' tante delle cose che ci siamo dette un po' sulla terra e invece di parlarvi macro vi parlerò di cosa noi come azienda cerchiamo di portare come messaggio. Prima di tutto mi presento, io sono portoghese, ho 57 anni, ho sposato 2 figli, i miei figli hanno fatto entrambi il scientifico al Flaminio, abbiamo un cane piccolo, Marlon, sono laureato in giurisprudenza, nonostante faccia il manager sono laureato in giurisprudenza e lavoro nel gruppo Amorim dal 1990. Per i ragazzi e per dopo centrare il tema che vi parlerò più avanti, da quando sono uscito da casa dei miei genitori ho cambiato casa 14 volte, questo già vi fa capire quanto alla fine il mondo sta cambiando. Allora, chi siamo? Noi siamo il leader mondiale nell'industria del sughero, il nostro gruppo è un gruppo molto conosciuto nel nostro settore. Questo signore che ha vinto il Nobel per la pace ha detto che il nostro gruppo è uno dei 10 esempi da seguire a livello planetario dove si riesce a convivere con la natura in perfetto equilibrio, perché noi lavoriamo con tutte quelle che sono le foreste di sughero. Qualche dato su di noi siamo nati nel 1870, abbiamo iniziato a produrre tappi per l'industria del vino di Porto, siamo 5.000 dipendenti di cui 1.400 all'estero, aziende in 30 paesi nei 5 continenti, 30.000 clienti, esportiamo il 92,5% della nostra produzione, vendiamo in più di 100 paesi, abbiamo sviluppato l'anno scorso un fatturato di più di 1 miliardo di euro e vendiamo qualcosa come 6,1 miliardi di tappi, cioè immaginate che noi chiudiamo 1 su 2 bottiglie nel mondo del vino con sughero e chiuse con i nostri prodotti. Chi è la nostra filiale, creata da me e un altro socio nel 1999, noi siamo leader di mercato in Italia, abbiamo 73 dipendenti qui a Conegliano, Vittorio Veneto, 47 agenti, 3.700 cantine, abbiamo venduto l'anno scorso qualcosa come 667 milioni di tappi e generato un fatturato di 75 milioni di euro. Ecco, questo è solo un piccolo identikit di cosa siamo noi. Allora, mondo del lavoro, cioè oggi si è parlato tanto di questo aspetto qui, io vorrei calare questo un po', anche approfittando che abbiamo qui delle nuove generazioni che stanno entrando nel mondo del lavoro, quello che è la mutazione in corso, cioè oggi noi abbiamo che la forza lavoro sarà soprattutto composta da quelli che sono i millennials e la generazione Z, che sono i ragazzi che abbiamo qui con noi. Perciò noi dobbiamo capire come ragiona questa forza lavoro per cercare di adattare le nostre aziende, perché se noi vogliamo che Vittorio Veneto non diventi una periferia, dobbiamo imparare a gestire anche quelle che sono le aspettative di queste nuove generazioni. E vi do solo un esempio. Io lavoro nel gruppo Amorim da 33 anni, le nuove generazioni si fermeranno in un'azienda da 2 a 5 anni.
Perciò già questo è una sfida per una periferia, perciò noi dobbiamo essere capaci di creare attrazione perché queste generazioni si fermano nelle nostre aziende. Ma che cosa cercano? Che cosa cercano questi ragazzi quando arriveranno al mondo del lavoro? Loro vogliono lavorare in aziende dove si costruiscono relazioni sane, sentirsi apprezzati, un clima aziendale piacevole, equilibrato, vogliono che il lavoro sia uno strumento per realizzarsi e non sentirsi più uno strumento del lavoro. E questo è un cambio epocale nel modo di approcciare il mondo del lavoro. Ma sono anche persone che vogliono un equilibrio tra vita privata e vita professionale, cioè non sono più disposti come la mia generazione e quella prima di me, a sacrificio totale per l'azienda. Cioè è gente che vuole vivere anche la vita e noi dobbiamo sapere come gestire questa forza lavoro. Allora, come noi abbiamo e come stiamo rispondendo a questa mutazione? Perché noi in più viviamo in una regione dove manca la manodopera. Cioè, questo è il problema, cioè, noi non possiamo permetterci di ogni volta stare qui a cercare nuove persone, noi dobbiamo cercare le persone giuste e trattenere queste persone nella nostra azienda. E qua parto a quello che anche prima parlavi, su quello che è una gestione, loro sono società benefit, noi abbiamo altri tipi di accreditamento, ma cosa vuol dire il modello di gestione sostenibile? Oggi tutta la gente parla di sostenibilità, ma sembra una parola di moda, ma è l'unico modo di essere nella vita e nel business, sia come persone sia come aziende. Ci deve stare un equilibrio perfetto tra quelli che sono i tre pilastri della sostenibilità, che è la qualità ambientale, la prosperità economica e la giustizia sociale. Quando si parla di sostenibilità, tutta la gente lega questa cosa all'ambiente, cioè sembra quasi che per essere sostenibile basterebbe mettere i pannelli fotovoltaici sopra le aziende. Invece non è così, anche perché oggi per parlare di sostenibilità bisogna parlare di gestione del capitale umano e come questo capitale umano va motivato. Uno dei fattori critici di successo, se non il principale fattore critico di successo della nostra azienda, è proprio il capitale umano, cioè quello come noi abbiamo gestito sia la selezione dei nostri collaboratori, ma anche quello che noi facciamo nel quotidiano per fare in modo che le nostre persone siano sempre più competenti. Cioè oggi non esistono persone incompetenti, io qua non mi piace molto il termine incompetente, poco competenti, cioè esistono persone demotivate. E questa è la questione, cioè perché oggi il problema delle aziende è che non sanno motivare le persone e soprattutto il mio ruolo non è quello di gestire un'azienda che fattura 75 milioni di euro, il mio ruolo è quello di saper gestire il talento dei miei collaboratori, cioè è qua perché sono loro che gestiscono nel quotidiano la mia realtà. Come? Attraverso quello che è successo anche a me, perché noi non possiamo dimenticarci che tutte le belle esperienze che noi abbiamo vissuto dopo dobbiamo anche proporzionare agli altri. Io all'età di 25 anni sono diventato direttore commerciale, mi hanno dato la valigetta e hanno detto tu vai in giro e questo è l'obiettivo che tu devi raggiungere e così io faccio crescere le mie persone attraverso quella che si chiama la delega di responsabilità. Ma da dove noi abbiamo iniziato? Innanzitutto è fondamentale saper scegliere i collaboratori, cioè ognuno di noi ha una vocazione. Io tante volte collaboro con il liceo Flaminio, con la preside e la professoressa Iacono, cioè io dico sempre ai ragazzi, il vostro principale obiettivo è quello di scoprire la vostra vocazione, perché nel momento in cui voi fate quello che vi piace, vi garantisco che non lavorerete un giorno nella vostra vita, perché il lavoro vi scorrerà tranquillamente. Perciò noi cerchiamo di lavorare su quelle che sono ovviamente le competenze tecniche, ma soprattutto avere le persone allineate con quelle che sono le competenze attitudinali necessarie per lo svolgimento di un determinato ruolo. E cosa facciamo? Noi dal 2011 noi lavoriamo su quello che è l'analisi dei profili psicoattitudinali, cioè noi cerchiamo ogni 3 anni di monitorare il profilo psicoattitudinale dei miei collaboratori per andare, io compreso, attenzione perché anch'io lo faccio, per fare in modo che noi definiamo strategie di training, coaching, di gruppo, individuale, in base a quello che noi aspettiamo dalle persone e in base a quello che è anche la vocazione delle persone, perché non si riesce a cambiare le competenze attitudinali di una persona. L'altro aspetto fondamentale è quello del buon ambiente di lavoro, cioè io se voglio sprigionare il talento devo creare le condizioni nella mia azienda perché questo talento possa sprigionarsi. Noi siamo certificati Family Audit, pensate che in Italia ci sono solo 384 aziende certificate Family Audit, che è la conciliazione tra vita e lavoro.
Noi abbiamo 45 misure di conciliazione. Vi dico alcune: Banca Ore, questo esiste dal 2018. Banca Ore, flessibilità di orario di ingresso e uscita dell'azienda, smart working, sostenibilità alimentare. Noi collaboriamo con Terra Fertile, la Vittorio Veneto, che ci porta la frutta 3 volte a settimana per tutti i miei dipendenti, in modo che possano fare una pausa, non mangiando le merendine, ma mangiando la frutta biologica. Noi offriamo il pranzo a tutti i nostri dipendenti, ma non solo in mensa, in altre 4 strutture ristorative della zona. Progetti salvatempo, facciamo portare la verdura biologica e le uova in azienda. Mobilità sostenibile, abbiamo 17 biciclette per tutti i nostri dipendenti che vogliono andare a mangiare in bicicletta e non usare la macchina. Libre culture che parlano di gentilezza e benessere aziendale disponibili in azienda. Angolo della gentilezza. Cioè abbiamo creato spazi fuori e faccio i complimenti a Tecnosistemi per quello che hanno fatto. Anche noi abbiamo chiesto al Comune di poter utilizzare la zona davanti alla nostra azienda per creare spazi dove le persone si possono aggregare sia fuori che dentro dell'azienda. Abbiamo un programma di welfare sanitario, non un'assicurazione. Noi paghiamo il check-up a tutti i nostri dipendenti nel centro di medicina, che viene svolto nell'arco dei 3 anni. In più, ogni anno facciamo un incontro con il centro di medicina aperto anche ai familiari dei nostri dipendenti, dove ogni anno trattiamo di un tema. Questa ad esempio è l'immagine dell'ultimo incontro che abbiamo fatto dedicato al sonno, quanto il sonno è importante nella nostra vita. Team building aziendale, Family Day, apriamo l'azienda una volta all'anno a tutti i familiari dei nostri dipendenti. Abbiamo creato la Marine Corps Academy, cioè in modo da fare formazione, ma non solo ai nostri dipendenti, fare formazione anche ai familiari che vogliono imparare ad esempio il corso di Galateo moderno, olio d'oliva, degustazione del caffè, degustazione di vino, digital marketing, cioè tutto offerto per chi vuole fare questo tipo di attività. Verdi in azienda, tessera cultura per visitare i musei del Veneto gratuitamente, c'è sostituzione della plastica con il cartone e in più un'altra cosa che noi facciamo, e qua secondo me è quello che ci ispira dopo a ogni volta definire qual è la strategia di come gestire le persone, indagine di benessere aziendale dove io come amministratore delegato vengo anche giudicato dai miei collaboratori. Cioè, perciò noi dobbiamo anche avere la capacità di metterci al livello di tutti e fare in modo che le cose possano fluire tranquillamente senza avere la sensazione di vivere in un'azienda piramidale. Ma la nuova sfida è quella di diventare organizzazione positiva. Non so, probabilmente la maggior parte di voi non ha mai sentito parlare che cos'è l'organizzazione positiva. Questo, solo per dirvi, è uno dei corsi, uno dei master più frequentati ad Harvard ed è l'applicazione della psicologia positiva alla gestione dell'azienda. E cosa vuol dire? Cioè, pensate che noi dedichiamo 1/3 della nostra vita a dormire, 1/3 con la nostra famiglia a tempo libero e 1/3 a lavorare. Se noi lavoriamo male, tutti gli altri 2/3 vengono in qualche maniera condizionati da questo fatto qua. È una realtà che la maggior parte delle persone sono stanche e depresse. È una realtà che l'85% dei dipendenti in tutto il mondo è demotivato. È anche una realtà che solo il 13% è perfettamente coinvolto. E la cosa più incredibile, solo il 10% delle persone consiglierebbe il loro capo ad un amico. Cioè vuol dire che c'è proprio un problema di bad management, cioè effettivo. Allora, se a tutto questo noi aggiungiamo il momento particolare che noi stiamo vivendo, perciò crisi alimentare, guerre, cambio climatico, Covid, inflazione, tutto questo, cioè io immagino quanta voglia una persona abbia quando si alza la mattina per andare a lavorare. Perciò perché diventare un'organizzazione positiva? Più 300% capacità di innovare, più 44% ritenzione clienti, più 37% aumento delle vendite, più 31% aumento della produttività e soprattutto meno 125% di turnover dei collaboratori, che è uno dei problemi che noi abbiamo oggi in Veneto. Questo processo noi siamo già a 2/3, perciò è da 1 anno che lo stiamo facendo, ci mancano 6 mesi, noi abbiamo 100% dell'azienda coinvolta in questo processo e stiamo formando 12 Chief Happiness Officer, cioè le persone che al di là dei loro compiti in azienda hanno anche il compito di dare energia ai colleghi nel posto di lavoro. Per finire, in conclusione, scusa se sono andato un po' lungo ma ci tenevo a fare queste precisazioni, in conclusione che messaggio io vorrei lasciare? Le sfide per Vittorio Veneto, visto che questo era il tema che tu mi hai chiesto Bruno di trattare. Noi viviamo in una regione che
è stata studiata anche a livello internazionale di quello che è il modello economico molecolare, cioè aziende piccole con una grande capacità di adattamento al cambiamento e soprattutto una grande capacità di innovare. Purtroppo la maggior parte di queste aziende hanno una gestione padronale, che va esattamente contro quello che è la logica, la visione di quello che sono le nuove generazioni. Perciò la prima cosa che bisogna fare è proprio un cambio di passo per quanto riguarda questo tipo di visione. E un'altra cosa che bisogna considerare, e mi dispiace che il sindaco sia andato via, è che questo è il comune più invocato della Marca Trevigiana. Perciò questo è anche un altro problema, perché dove andiamo noi a trovare i talenti se dopo i talenti li lasciamo scappare? Vittorio Veneto ha un sacco di scuole e licei, ma continua ad essere un comune invecchiato, perciò c'è un problema sistemico proprio da risolvere qui, perché la sfida è quella di creare le condizioni perché questi ragazzi che siano qui si fermino una volta che hanno finito la scuola. Grazie. Grazie Carlo. Lo sapete che mi è venuta voglia di andare a lavorare da Carlos? Anche a voi? Fa un certo effetto, ma vedete, questa è la zona industriale di Vittorio Veneto, vedete quante potenzialità, quante esperienze ci sono che la rendono assolutamente competitiva nella mia visione, no? Ci sono molti fattori che vanno fatti emergere. Chi è che di voi gioca a padel? A tennis? Perché Carlo Vivaldi ha comprato il complesso sportivo che c'è in piena zona industriale e si è inventato un progetto da pazzo, lui è un banchiere, ha lavorato per Unicredit di tutta Europa e adesso vuole realizzare 10 campi da tennis di padel in zona industriale Vittorio Veneto. È un matto, io spero che ci riesca. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. È un piacere per me parlare a Vittorio Veneto. Io sono di Ormelle, però a 27 anni mi sono trasferito qua e poi da qua ho avuto la fortuna di abbracciare diverse città del mondo, quindi Carlos, che mi ha preceduto nello speech, ha cambiato casa 14 volte, io 12, e questo in diversi paesi d'Europa. Perché dico questo? Perché ho avuto la fortuna di confrontarmi con luoghi diversi, culture diverse, imprenditori diversi. Adesso abito a Milano, ho però la mia casa qui a Refrontolo e dopo 30 anni passati in Unicredit ho deciso di investire nel vecchio Sporting Club di Vittorio Veneto. Perché? Allora, facciamo un passo laterale e vi racconto che cosa penso io di Vittorio Veneto, che è un po' anche il tema di oggi, anche cercando di restringere un po' nel tempo e recuperare. Allora, esagero un po'. Vittorio Veneto ha tutto, ma non lo conosce nessuno. Ho un po' esagerato, però non sono andato tanto distante dalla cosa. Vi racconto una storia. Io ho diversi amici, molti di famiglia. Ho Yavuz e Intigem, che sono 2 turchi, hanno 70 anni, vivono a Londra da 50 anni, investono nelle nuove tecnologie, quindi sono esperti del mondo e ovviamente sanno che cos'è il prosecco, sanno che cos'è il tiramisù, sanno che cos'è lo spritz. Li abbiamo portati a visitare il nostro territorio, sono rimasti stupefatti da tutto quello che c'è, quindi Vittorio Veneto e i suoi dintorni hanno tutto in termini di cultura, in termini di bellezza paesaggistica, in termini di ristoranti, molto migliori di quelli che noi pensiamo noi stessi di avere. Addirittura in uno di questi, in un territorio del genere, che non è per niente un territorio dove si mangia il pesce, hanno mangiato la miglior ostrica di tutta la loro vita. Quindi Vittorio Veneto e il suo territorio ha tutto. Poi saltando ci sono anche degli altri esempi che mi servono per farvi capire il concetto, che c'è anche chi non ha niente ma viene conosciuto da tutti. Allora qui c'è un mio amico a Milano che ha un figlio e assieme al suo migliore amico hanno deciso di aprire una panetteria.
ma l'hanno definita la più piccola panetteria d'Europa. Sono diventati gli unici e conosciuti in giro per il mondo perché hanno la più piccola panetteria d'Europa. Non è difficile immaginarsi una cosa nel quale tu puoi essere il migliore al mondo, però ovviamente dopo devi fare il pane bene, però devi farlo all'interno di quello che tu hai definito la tua unicità. Poi c'è chi invece, e faccio il terzo esempio, chi ha tutto e è conosciuto da tutti. Quello sarebbe l'obiettivo. Allora facciamo un salto in un altro territorio italiano, le Langhe. Allora, le Langhe si produce il Barolo è conosciuto in tutto il mondo, lo bevono in tutto il mondo, ma non è che le persone vanno nelle Langhe per bere il Barolo. Vanno nelle Langhe perché nel periodo della festa del tartufo bianco, il tartufo bianco è il momento di cassa di risonanza che fa avvicinare tutto il mondo a quel territorio. Quindi, e adesso torno a parlare di Rossor. Io che cosa ho visto? Non solamente che mi piaceva fare qualcosa per il territorio in cui sono cresciuto e quindi tornare tutta la fortuna che ho avuto io nel mio territorio, ma io ho visto che Vittorio Veneto, il suo territorio, ha tutto, ma non ha una cassa di risonanza per farlo diventare il migliore di una qualche cosa al mondo. Allora, la cassa di risonanza è un posto nel quale devi creare l'eccellenza e io ho l'ambizione di avere un posto dove tutti possono entrare, ci si può crescere come persona anche all'interno di una comunità, come sportivo. Voglio creare un team che rimanga assieme per 30 anni, perché io so che quando il team rimane insieme 30 anni è in grado di riconoscere i propri clienti e di creare un valore che va oltre il rapporto di lavoro. Quindi voglio creare un posto unico che possa creare una cassa di risonanza di Vittorio Veneto nel mondo. Qualche torneo internazionale? Per esempio, quale può essere? Ci sarà il campo centrale che io l'ho pensato diventare capiente per manifestazioni internazionali tipo torneo di ATP. Ci sono 2000 persone la capienza di questo stadio. Allora io quando racconto queste cose mi dicono ma tu sei pazzo, cioè, chi è che viene a Vittorio Veneto a fare in modo che questo country club possa sopravvivere? Beh, io ho l'ambizione di farlo e lo farò, però ho bisogno di avere spirito di squadra, perché la prima cosa, e questo è i compitini per casa che Vittorio Veneto e i suoi paesi attorno dovrebbero fare, è definire all'interno di tutte le grandi cose che ha, tutte le qualità Vittorio Veneto, qual è la cosa per la quale vuole essere famosa nel mondo. Questo è il primo punto. La cosa per la quale Vittorio Veneto e i suoi territori devono diventare famosi nel mondo deve poi diventare il punto di riferimento di tutti quelli che ci vivono e che ci producono in questo territorio. Quindi creare la squadra. All'interno di questo poi ci devono essere delle cose che lo facciano diventare visibile. E quindi io spero, e la mia ambizione è di far diventare Rossor molto visibile e all'interno di questo far vedere tutte le cose che potenzialmente Vittorio Veneto e il suo territorio hanno. Grazie Carlo, grazie. E quindi Carlo ci dà appuntamento all'inaugurazione dei suoi campi di tennis e di padel con tanto di albergo dentro la torre industriale, perché non è un'altra cosa rispetto ai luoghi del lavoro. Sport e lavoro sono parte di un territorio che esprime in modo sinergico le sue potenzialità. Mi piace l'idea che qualcuno esca dal lavoro, vada a farsi una partita a tennis e rientri a lavorare in azienda. Ma adesso abbiamo sentito 3 voci di investitori. Sentiamo 3 top manager, radici vittoriesi, esperienza mondiale. Cominciamo finalmente, era ora, con una donna speciale, Francesca Paludetti, super vittoriese, ma grande esperta europea di energia green e idrogeno.
è una dei pochi specialisti in questo momento in Europa e sta lavorando per portare l'idrogeno nel nostro paese e anche nel Veneto. Prego Francesca. Grazie per l'invito. Credo che tutti gli interventi fino adesso abbiano indirizzato a parlare di sviluppo sostenibile. All'interno dello sviluppo sostenibile possiamo parlare di tanti aspetti, in particolare ovviamente dell'aspetto ambientale, e credo in un territorio come questo l'aspetto ambientale per la bellezza del territorio che ci circonda sia fondamentale e possa essere magari uno dei punti anche per far conoscere Vittorio Veneto in futuro. Quando parliamo di ambientale, di sviluppo ambientale, ovviamente parliamo anche di energia, e quando parliamo di energia parliamo ovviamente in questa fase principalmente di energia pulita. Ci sono tanti dibattiti in corso su quello che sarà l'energia del futuro. Ovviamente siamo in una fase di transizione tra quello che è energia fossile a quello che sono nuove fonti di energia, dall'elettrico, l'idrogeno, il nucleare è anche entrato a far parte del dibattito quotidiano. Se parliamo in particolare di idrogeno, l'idrogeno è un'opportunità per i territori. Lo ha delineato anche il PNRR, che ha destinato 3,6 miliardi qui in Italia per lo sviluppo dell'idrogeno, e un'occasione di trasformazione territoriale. Stiamo parlando di un futuro a venire, perché ovviamente la trasformazione, come è stata la trasformazione anche in passato dell'elettrico, è una trasformazione che richiederà tempo. Stiamo parlando di un futuro che richiede anche nuove competenze. In questa fase il capitale umano, che è stato citato più volte stamattina, richiede sicuramente un passo avanti, perché in questa fase non ci sono in Italia, ma neanche in Europa, competenze sufficienti per quanto riguarda lo sviluppo per esempio dell'idrogeno. Stiamo parlando di un futuro che sembra lontano da noi, ma è molto vicino. In Germania la BMW ha già una fabbrica che ha catena di montaggio per produrre BMW X5 a idrogeno, e a Mestre c'è già un distributore idrogeno, cioè ci stiamo avvicinando sempre più territorialmente a uno sviluppo sostenibile anche di questa molecola. Però quando parliamo di sviluppo sostenibile, il fatto di poter portare anche in questo territorio questo tipo di sviluppo ovviamente richiede una governance territoriale e una vicinanza all'amministrazione che è fondamentale. Questo perché anche nello sviluppo di nuove tecnologie c'è un aspetto di pianificazione territoriale e ambientale fondamentale, e di sviluppo del territorio in tal senso, che porti il territorio a poter ospitare non solo i campi fotovoltaici, ma anche la capacità di produrre questa molecola a chilometro zero, per esempio. E in questo territorio ci potrebbero essere delle opportunità anche di conversione, qualcuno prima ha parlato di capannoni da demolire e probabilmente territorio proprio da trasformare. Sicuramente sono delle opportunità. Se parliamo, diciamo, sempre rimanendo in regione, ci sono dei progetti in tal senso. San Donà vuole trasformare una ex caserma in un campo fotovoltaico con produzione di idrogeno e stazione di rifornimento per gli autobus di Atvo, sempre in zona. E questo ovviamente richiede però pianificazione, richiede anche degli imprenditori che vogliono investire nel territorio, soprattutto quando questi investimenti sono investimenti che anche da un punto di vista temporale non sono investimenti immediati. E quindi è necessario che ci sia una continuità tra imprenditoria privata e amministrazioni al fine di avere una pianificazione di lungo termine. Da questo punto di vista credo che sia fondamentale, quando parliamo di capitale umano, non solo di parlare di capitale umano all'interno delle aziende, ma anche parlare di capitale umano all'interno delle amministrazioni, perché le competenze che sono adesso necessarie anche a livello di amministrazioni pubbliche per poter sviluppare un territorio non sono le competenze che servivano 10 anni fa, 5 anni fa o 20 anni fa, sono competenze molto diverse. Vi faccio l'esempio del PNRR. Se qualcuno di voi, qualche azienda presente, ha provato a fare applicazione per alcuni fondi del PNRR,
sapete bene di che volume di documentazione da produrre stiamo parlando, cioè quintalate di carta, se vogliamo, sprecata per poter partecipare a questi bandi. Per il pubblico non era diverso, cioè la partecipazione a un bando pubblico PNRR da un punto di vista di risorse comunali, regionali, provinciali richiede una attività degli uffici comunali tali che a volte discoraggia gli stessi uffici comunali, come in questo caso Vittorio Veneto, ma in generale a partecipare, perché ci vogliono delle competenze molto specifiche per poter partecipare a questi bandi e a volte queste competenze non ci sono perché comunque gli organici non sono rinnovati, perché non è possibile assumere nuove persone, ma è necessario formare le persone che compongono l'amministrazione comunale affinché sia possibile accedere a questi fondi. Non sono solo quelli del PNRR, ma sono anche i fondi europei e i fondi sono fondamentali per poter trasformare un territorio. Abbiamo visto degli esempi molto virtuosi anche a livello italiano, porto l'esempio della Puglia dove sono stati acquisiti notevoli fondi europei per poter fare una trasformazione del territorio importante, dagli alberghi piuttosto che la trasformazione di spazi pubblici, eccetera. Questo è fondamentale per un territorio come anche il nostro, che intende trasformarsi e diventare qualcosa di diverso. Stiamo parlando di prospettive e lo dicevamo, capire cosa vogliamo essere fra 30 anni per pianificare oggi. È fondamentale anche da questo punto di vista avere dei fondi a disposizione per poterlo fare, però per arrivare a questi fondi si parla di nuovo sempre di competenze. L'ultimo punto di cui vorrei parlare è di ecosistema. Stamattina si è parlato più volte del fatto che una città non può essere a sé stante, fa parte di un ecosistema e l'ecosistema ne permette lo sviluppo sostenibile. E l'ecosistema non è solo un ecosistema territoriale, quindi di città, ma è un ecosistema di imprese, quindi abbiamo parlato prima del problema demografico tra i 30 anni e i 50 anni a Vittorio Veneto, per esempio. È fondamentale avere delle imprese per cui lavorare, altrimenti le persone ovviamente si spostano, ma è un ecosistema anche fatto delle persone, delle associazioni che possono stimolare le attività nel territorio. Qui a Vittorio Veneto ci sono molte associazioni che fanno un ottimo lavoro dal punto di vista di marketing per portare persone a Vittorio Veneto, per far conoscere Vittorio Veneto. Credo che da questo punto di vista sia fondamentale alimentare sia da un punto di vista finanziario ma anche umano queste associazioni affinché questo lavoro continui e possa sempre più far conoscere Vittorio Veneto per le caratteristiche che poi andremo a definire, insomma, quelle principali, ma le caratteristiche che vogliono farne una città attrattiva sia per i residenti sia per i turisti, perché non so se vi è capitato, ma girando per la città piacevolmente sorpresa di sentire parlare un sacco straniero quest'estate e anche nelle ultime settimane. È una bella novità, dobbiamo però attrezzare il territorio perché non credo che in questo momento siamo ancora attrezzati ad attirare tutto questo turismo, e attirare il turismo, chiudendo la parentesi anche dal punto di vista ambientale, vuol dire avere anche colonnine di ricarica elettriche, perché tanti turisti stranieri arrivano con la macchina elettrica che è molto più sviluppata nel resto dell'Europa rispetto al territorio italiano, ed in futuro anche potenzialmente una stazione di rifornimento a idrogeno, perché anche questo vuol dire attrarre turisti nel territorio. Ricordiamoci che in Germania alla fine di quest'anno ci saranno 400 stazioni di rifornimento a idrogeno, in Italia alla fine di quest'anno ce ne sono 2. Quindi c'è una differenza di competitività anche dal punto di vista ambientale che si sta misurando proprio nella capacità di attrarre nuovi investimenti per il futuro. Grazie Francesca. Ma però vi chiedo un applauso supplementare perché grazie a Francesca è aumentata la popolazione vittoriese e avendo avuto un bambino qualche mese fa. Anche Andrea Dorigo, vittoriese doc, top manager Luxottica America, Estée Lauder, oggi responsabile Adidas Europa,
cosa ha fatto? Ha comprato una casa a Serravalle e ha la moglie indiana e è riuscito a convincere una moglie indiana nativa di Londra che vale la pena comprare una casa a Serravalle. Prego Andrea, spiega il segreto, come hai fatto. Grazie Bruno. Buongiorno a tutti intanto, grazie di avermi invitato, grazie Bruno di aver organizzato questa cosa insieme all'Associazione Amici di Vittorio Veneto, che è un'iniziativa indubbiamente molto interessante, e grazie al professor Corò per questo libro che ci ha regalato, che ho letto con grandissimo interesse. Forse sono un po', se cercasse una cavia di qualcuno che ha abitato nelle Alpha Cities, che ha fatto una serie di questi percorsi, io sono probabilmente abbastanza un esemplare ideale, esatto. Io e Gianni ci siamo riproposti di dedicare una parte dei nostri interventi a una buona metà della nostra audience oggi, che sono i nostri amici del liceo, in quanto ex liceali. Io peraltro ho fatto le scuole medie qui, fisicamente qui, il ginnasio lì e poi il liceo, e c'è una mia professoressa qui nell'audience, insomma, saluto Marina Iacono, grazie di averci portato il liceo insieme al responsabile. Allora vi racconto in 2 minuti, o cerco in 2 minuti di raccontare la mia storia, che magari può essere in un certo senso di potenziale interesse, poi facciamo una morale magari. Io appunto dopo il liceo ho fatto l'università a Milano, ho studiato economia perché non si sa bene, era una delle cose che valeva la pena fare allora. Dopo fatta economia ho cominciato a lavorare a Milano, in società di consulenza prima, poi ho fatto un primo rientro in Veneto, sono andato a lavorare per una società di Padova che si chiama Safilo, sempre lavorando tra Milano e Padova, e poi sono entrato in una grande eccellenza veneta che è la Luxottica. Credo che quando parliamo delle famose multinazionali che arrivano qui, alcune arrivano comprando delle realtà locali, e poi siamo fortunati di avere anche alcune aziende locali che sono diventate multinazionali. E con Luxottica ho cominciato un percorso, prima ho vissuto a Londra in una di queste Alpha Cities, e poi 13-14 anni fa mi sono trasferito negli Stati Uniti, dove ho abitato fino a dicembre dell'anno scorso, in particolare a New York, sempre un'altra di queste Alpha Cities, quindi Milano, Londra, New York. Negli Stati Uniti ho lavorato per Luxottica per un certo periodo di tempo, poi alla fine era giunto anche il momento di fare altre cose. Ho lavorato per una società di private equity e ho lavorato per un'azienda di cosmetici americana fino a dicembre dell'anno scorso, e poi da gennaio sono rientrato in Europa con la mia famiglia. Il lavoro non è comodissimo perché è in Germania, però è un lavoro di quelli con la valigetta in mano e quindi sempre in giro, va bene così. Adesso, full disclosure, come si dice, non abitiamo ancora a Vittorio Veneto, ma abbiamo fatto un piano qualche anno fa di rientrare a Vittorio Veneto. Allora uno dice, ma perché se abiti a Upper East Side, vicino al parco, a Manhattan, hai insomma, quasi tutto, insomma, quello che nella vita materiale si ritiene o tanto, no? Perché decidi di fare questo percorso a ritroso da emigrante di rientro, un po' come un boomerang, no? E ci sono tutta una serie di considerazioni che vorrei condividere compatibilmente con i pochi minuti che abbiamo a disposizione. E mi ricollego un po' al libro, a Perché Vittorio Veneto. Periferia è una bella provocazione e mi piace che l'abbiate sottolineato, perché non mi è così ovvio, se io oggi penso alla vita nelle grandi città, che questa sia una periferia. A Milano, nella città dove comunque io sono basato in questo momento, sono morti dall'inizio dell'anno 26 persone andando per la strada, bicicletta, attraversando la strada, 11 pedoni attraversando la strada. Cioè, cito questo come esempio, ma posso parlarvi di New York, dove uno cammina lungo Lexington Avenue e c'ha i ratti che gli sbattono contro i piedi perché attraversano il marciapiede, piuttosto che livelli di... conosciamo i problemi delle grandi città. Qualità di vita, quindi. Esatto. Quindi quello che voglio dire rispetto a questo tema qua è che esiste un tema della qualità della vita. Qualcuno prima ha parlato di ricchezza, la ricchezza andrebbe definita. Qual è la ricchezza che stiamo andando a perseguire? È una ricchezza, misuriamo tutto con il denaro, con la ricchezza economica, o misuriamo la ricchezza che vogliamo cercare come persone umane
più a 360 gradi, perché quando uno nell'equazione mette una serie di altre cose si accorge che la qualità della vita per molte cose, e lo stavano dicendo anche i colleghi adesso, è molto più alta in queste periferie di quanto non lo sia nei centri. L'America vive una situazione molto particolare di evoluzione e di degrado anche dei grandi centri, di riscoperta delle periferie da questo punto di vista, centro-periferia, dove comunque ci sono tutta una serie di problemi, perché anche le periferie di cui parla il libro, se penso a North Carolina, non ci sono ristoranti dove si mangia come da noi, non ci sono posti dove si possono fare le passeggiate come da noi, non ci sono bar e luoghi di ritrovo dove si possono andare a incontrare gli amici, c'è un problema anche di socialità, di tessuto sociale. Quindi noi abbiamo pensato che rientrare in questo posto fosse una cosa che soprattutto per me e per i miei figli fosse una cosa importante, per cercare una qualità della vita che non è una quantità della vita, quella che misuriamo tutti appunto con i conti economici, con i conti in banca, eccetera, ma è più una cosa a 360 gradi. E questo posso capire che dal punto di vista di un vittoriese possa sembrare bravo sto qua, che parla lui. Però la verità vera, e vi dico che quando io ho detto a mia madre è una signora di una certa età, qualche anno fa, e quando gli ho detto che avremmo preso una casa a Vittorio, a Serravalle, a parte tutti i commenti su Serravalle, freddo, no? Perché lì il vento porta via, non so come si dice, che fa molto freddo. E mia mamma si è messa a piangere. Ve lo racconto che rimanga tra di noi. E voi dite si è messa a piangere perché è commossa, il figlio che torna a casa a una certa età, è da sola adesso. No, cosa fai? Ma perché sei impazzito? Per l'America, vieni via dall'America, per venire a Vittorio, c'è la crisi, qui non c'è lavoro, non vedi che situazione in cui ci troviamo. Ecco, questo però per dire che i primi... Esattamente, siamo noi che svalutiamo quello che abbiamo, forse perché non conosciamo quello che c'è fuori. E per chiudere, perché ci sarebbe tanto da dire, l'erba del vicino non è veramente più verde. Se penso a questi ragazzi in platea, no? Cresciamo tutti con questi miti, l'America, Londra, l'Inghilterra, veramente ragazzi pensate in modo critico, il mondo sta cambiando e sta cambiando in modo radicale anche grazie al fatto che il sistema economico evolve, non sempre per il meglio ma evolve, quindi pensate in modo critico rispetto a quelle che sono state le ricette del passato, in un modo non lineare, perché alla fine ci sono un sacco di lavori qui nella Marca Trevigiana che sono stupendi e io tra l'altro mi candido a fare il Chief Happiness Officer della Amorin Cork. Ci sono un sacco di lavori stupendi, è chiaro che è tutto un po' dimensionato diversamente, se uno vuole l'accesso alla globalità, alle grandi multinazionali, a tutte queste cose qui, ma alla fine bisogna anche guardare la sostanza del lavoro che si va a fare e quello che il lavoro ti dà, non solo in termini di retribuzione, ma in termini di retribuzione, contesto, situazione in cui sei inserito da un punto di vista aziendale, figli, scuola, futuro e quant'altro. Io lascio con un altro pensiero i nostri ragazzi. Io sono cresciuto pensando che la politica fosse l'ultima roba da fare nella vita, perché mi sono fatto la maturità l'anno di Tangentopoli, dell'esplosione di questa cosa qua. Ecco, ricordiamoci, e spero che il professor Corò riconosca un po' in questa cosa, le soluzioni a questi problemi di disequilibrio, di concentrazione, sono quasi tutte politiche. Non è che è vero che ognuno di noi individualmente può fare qualcosa, ma è collettivamente che si riescono a fare delle cose che veramente impattano i territori. E quindi ragazzi, pensate che coinvolgervi nella vita pubblica, nella politica non con la P grande, quella con la P della polis per dire, e cioè nella vita della vostra città, della vostra cittadina, le cose che succedono, essere qui oggi è un bellissimo esempio di questo, ma anche pensare che a un certo punto, alla vostra età, pensate che dovreste entrare in consiglio comunale, partecipare alle attività. Senza questo niente viene risolto, perché la soluzione ai problemi che abbiamo, che sono emergenti rispetto a un sistema economico che li crea, sono soluzioni di sistema che possono venire solo dal nostro coinvolgimento e dalla nostra partecipazione collettiva. Grazie. Grazie Andrea. Adesso un gran finale velocissimo, prima del quasi padrone di casa. Qui Gianni Zoppas c'è la sorpresa. Vi racconto una storia. Prendete 4 fratelli che vivono in un paese sperduto del Comelico. Il più sperduto che avete in mente è una frazione di quello sperduto. Uno di questi viene a studiare al Collegio Dante di Vittorio Veneto.
dopo un po' di anni, un altro fratello fa il maestro di judo o di karate a Vittorio Veneto, Raffaele De Bettin, e questi due fratelli con gli altri due hanno creato una società di engineering di 1000 ingegneri, metà in Italia, metà all'estero, quotata in borsa, 100 milioni di euro di fatturato, ed oggi sono qua con noi Raffaele e Francesco De Bettin in sala, che prego di alzarsi. Raffaele, la tua avventura in pochi minuti come vittoriese doc? Pochissimi minuti. Allora, prima di tutto ringrazio Bruno per avermi invitato. Bruno, il professor Bruno Barel, che oggi scopriamo nella veste di Novello Renzo Arbore, perché bisogna fargli i complimenti per come sta conducendo in maniera molto viva questo ultimo panel difficilissimo, perché sono passate 4 ore e quindi i complimenti a tutti quelli che sono stati qua sul palco, a tutti quelli che hanno ascoltato e soprattutto ai ragazzi che tengono duro da 4 ore. Prima considerazione che mi viene da fare, un po' provocatoria, perché gli ultimi minuti devono essere provocatori, e dopo dico anche 2 parole sulla nostra storia. Allora, prima provocazione per i ragazzi: non pensate di studiare e di fermarvi a Vittorio Veneto. Le esperienze che sono state qua e che avete davanti agli occhi sono di gente che ha preso e è andata in giro, quindi studiate, fate tutto quello che volete, però se potete andate fuori, andate via, fate le vostre esperienze fuori, perché poi tornerete qui, perché vi accorgerete che qua si sta bene. Se non lo fate non vi accorgerete di questa cosa, perché penserete sempre alla povera Vittorio che non c'ha niente, che c'ha solo la taverna, c'ha solo la Miami e c'ha poca roba, e di conseguenza mi tocca andare in discoteca al Mamila Conegliano, no? Io ho 3 figli più o meno un po' più grandi di voi, ma siamo là, e sono tutti 3 fuori. Una lavora in Sardegna, una sta facendo un master, sta facendo lo stage a Roma, l'altro sta facendo il Politecnico di Architettura a Milano. Io spero che prima o poi tornino a Vittorio o in Comelico, ma non è detto, non dobbiamo lavorare per questo. Noi dobbiamo lavorare per far crescere Vittorio Veneto portando qua gente che non è detto che sia quella che è nata qua, perché ce l'ho detto anche il professore, il ricambio generazionale, diciamo, quelli che nascono e quelli che muoiono, lo spopolamento è naturale, quindi forse è da cambiare l'attrattività, no? Passo subito a questa provocazione. Dopo questa provocazione dico 2 parole su DBA. DBA è la nostra società, DBA vuol dire De Bettin Associati, De Bettin perché siamo 4 fratelli, e partendo 30 anni fa abbiamo costruito questa bella avventura che è tutta basata sulla competenza e sulla conoscenza, e qua ci riallacciamo di nuovo sul tema di oggi, perché abbiamo fatto non solo uno studiato il Dante, ma in 3 abbiamo studiato il Dante, in 3, e abbiamo fatto tutti i geometri al Dante, e questo dimostra già una prima cosa che va nel verso dell'economia della conoscenza, perché io sono un esempio dell'economia della conoscenza, sono qua a Vittorio Veneto perché ho studiato qua e prima o poi sono tornato qua. No? Quindi il fatto di avere la possibilità di investire sull'economia delle conoscenze e di creare dei poli di attrazione che si basino su questo è fondamentale. L'altro aspetto che ci accomuna sulla conoscenza è il fatto che la società di ingegneria, di project management e di ICT che abbiamo, come diceva il professor Bruno, si basa sulla conoscenza, perché noi non abbiamo una linea produttiva, non abbiamo macchinari, abbiamo 1000 cervelli che lavorano, 1000 cervelli organizzati per business unit, come se fosse un'impresa che fa scarpe, ma non fa scarpe, produce progetti, produce servizi per i nostri clienti. Siamo 700 in Italia, 300 all'estero, di questi 700 in Italia più di 150 sono a Treviso, quindi Treviso e il nord-est deve candidarsi ad cercare di sviluppare questo tipo di realtà, perché la realtà del metalmeccanico e la realtà dell'industriale c'è, si è sviluppata e è forte,
è abbastanza sana, può ancora migliorare secondo me, però se vogliamo andare nella direzione dell'economia della conoscenza dobbiamo sì rivolgersi ai cerchi di ricerca, ai centri di eccellenza, agli istituti e alla formazione, e qua dico che la formazione secondo me va benissimo visto il contesto in cui siamo, che sia indirizzata verso gli istituti tecnici superiori, perché devono fornire quelle capacità che servono poi all'impresa che sono qui, cercando di attrarre anche degli studenti che vengano qui a fare questi istituti tecnici superiori. Quindi oltre a questi qua deve esserci anche un'economia della conoscenza basata sul terziario e sulla capacità di sviluppare delle imprese che abbiano, come noi, dei prodotti e dei servizi verso i clienti dati dalla conoscenza e dalla competenza. Chiudo, passando poi la parola a Gianni, facendo due considerazioni sui temi sempre di oggi. Quindi abbiamo parlato della competenza e dell'economia della conoscenza, periferia sì, periferia no, competitività sì, competitività no. E abbiamo sentito tanti pareri oggi. Sul tema periferia ci sarebbe tanto da parlare, siamo periferia o non siamo periferia. Io abito a Vittorio Veneto da 30 anni, quindi sono un cadorino ma mi sento molto vittoriese. Mi verrebbe da dire che per il lavoro che faccio non sono in periferia. Io prendo la macchina la mattina, se voglio andare a Milano, mezz'ora arrivo a Mestre, prendo il treno e dopo 2 ore sono a Milano. Se voglio prendere l'aereo 40 minuti sono a Venezia, prendo l'aereo e vado in tutto il mondo. Se voglio andare a sciare, prendo la macchinina, vado nelle Dolomiti, nelle mie amate Dolomiti, in 1 ora sono là. Quindi sono baricentrico, non sono periferico. Sono periferico nel momento in cui abbiamo visto tutti cosa è successo negli ultimi 15 anni, mi chiude il negozio sotto casa, non c'ho più il bar perché anche il bar, il signore che gestisce il bar è andato in pensione e non c'è nessuno che lo tiene aperto. In via Manin, rispetto a 30 anni fa, quando sono venuto qua a abitare io, che c'era, non so chi si ricorda della ferramenta Morassutti, si andavano lì a comprare le viti, adesso non c'è più, è tutto chiuso. Via Manin è la periferia di Vittorio Veneto stando in centro. Questo è un assurdo, però se andiamo, si può parlare di tante maniere da periferia e ci sono tante soluzioni o tanti problemi da affrontare per trovare delle soluzioni dalla scala grande alla scala piccola e dobbiamo cimentarci su tutte. Ultima cosa, competitività. Il nostro territorio deve trovare una competitività per cercare di risolvere anche questo problema di via Manin, no? della periferia in centro. Allora, questo bisogna risolverlo con delle visioni strategiche, delle visioni che cerchino una giusta competitività per questo territorio, per andare a attrarre delle persone. Abbiamo detto che la parte industriale, artigianale è forte, c'è, la parte agricola, il prosecco c'è, quindi dobbiamo cercare delle altre cose, cercare di recuperare forse la parte di turismo e di attrattività sportiva. È grandissima l'iniziativa che sta facendo Carlo per cercare di attrarre questo tipo di turismo e di persone che possono venire qua e quindi creare nuovi lavori e cercare degli altri tipi di economia che ci risolvano il problema di sostituire l'economia di guerra, come la dico io, perché venendo fuori dalla seconda guerra mondiale tutto il nord-est aveva un'economia di guerra, ogni paese aveva le caserme, a Vittorio Veneto c'era il quinto corpo d'armata, quando è andato via il quinto corpo d'armata abbiamo festeggiato in piazza, forse c'era da piangere, non c'era da festeggiare. Dobbiamo sostituire questa economia di guerra che ha portato al fatto che molti militari sono andati via con un'altra economia che attragga qualcuno che possa sostituire queste persone. È l'economia della conoscenza? Speriamo di sì, facciamo in maniera di andare in quella direzione. Grazie Raffaele. E abbiamo rispettato quasi puntualmente i tempi, concludiamo ancora con qualche minuto con l'ultimo super top iper manager che è Gianni Zoppars, che ci tiene a dire che è presidente del calcio di Salsa
ma in realtà è tante altre cose che mi avete visto scritte nell'invito. Ha una grandissima esperienza, è molto legato al nostro territorio e quindi mi pare che è il degno chiusura di questo incontro, di questa fase di testimonianze di questo incontro. Prego Gianni. Grazie Bruno. Allora, essendo il mio cognome è un cognome con la Z, come capite sono abituato ad arrivare ultimo e quindi sarò capace di essere brevissimo. Allora, in primo luogo sottoscrivo al 100%, se posso darti del tu, quello che ha detto Carlos, da un punto di vista metodologico. Una cosa ci divide, lui ha cambiato 14 case, io 13 lavori, quindi ne ho viste tante. A differenza di Andrea, io mi sono mosso con la valigia, però ho sempre abitato nello stesso posto, perché ho visto le cose in un modo diverso, pur sapendo che, come diceva appunto l'amico De Bettin, bisogna essere disposti a muoversi, bisogna essere disposti a rischiare, a provare, a vedere, a confrontarsi. E qui faccio un appunto all'Accademia, che non mi sento di fare ai colleghi che vedo qui sul tavolo. Coinvolgono troppo poco i giovani. Cosa voglio dire con questo? E vi faccio un esempio e poi dall'altro punto di vista una piccola morale, come diceva prima Andrea. L'esempio, diciamo tutti quanti che i giovani sono disinteressati a impegnarsi, al lavoro, a tutte queste cose qui. Allora, alcuni anni fa io tutte le persone che entrano in azienda le intervisto, alcune le intervisto in modo più approfondito di altre perché magari hanno un ruolo importante. Cercavo una persona che gestisse i big data, quindi tutte quelle informazioni che stanno dentro l'azienda dalle quali si possono poi tirar fuori delle idee, dei pensieri paralleli, diversi. E trovo in H-Farm questo ragazzo, Gabriele, che ha 23 anni. Allora gli dico, vienimi a trovare, facciamo 2 chiacchiere, vediamo se c'è una chimia, una chimica, se si può fare qualcosa assieme. Questo viene, gli spiego il lavoro, gli spiego cosa c'è da fare e lui mi fa, dottore, ma a che ora si inizia a lavorare? Alle 9, Gabriele. A che ora si finisce? In linea di massima alle 6 con la pausa pranzo poi uscire fa. Non so se questa cosa mi va bene. Se io mi fossi fermato qui avrei detto questo qui è uno che non ha voglia di fare niente. Poi invece ho fatto una cosa più semplice, gli ho detto perché? E lui mi ha detto perché dottore, io alle 6 finirei di lavorare, poi vado a casa, mangio e alle 7 inizio il mio vero lavoro, perché io ho 3 società, una che si occupa della produzione di NFT, una che si occupa di articoli che produco con l'intelligenza artificiale e una di servizi al mondo della moda. Io ho detto Gabriele, assunto, non fai neanche il periodo di prova, tu sei assunto subito. Perché? Perché tu hai esattamente il modo di pensare che deve avere una persona che mette assieme la sua vita privata con quella aziendale, i suoi sogni con quello che gli serve per vivere, perché è esattamente questo. Quindi coinvolgere i giovani, che è un'attività che è fatta non solo del parlare, ma anche dell'ascoltare e dell'elaborare. Quando io dico faccio una menzione all'Accademia è perché io non so che cosa facciate voi nella vita, magari probabilmente li coinvolgete alla grande i giovani, però oggi di loro non ho sentito parlare. E quando parliamo di capitale umano posso assicurarvi che una delle cose che dico normalmente alle persone che lavorano nella mia azienda, nel commerciale e nel marketing, quando mi presentano dei programmi di promozione, io dico loro guardate, voi state parlando a dei cadaveri. Perché? Perché il vostro target sono le persone di 50-60 anni. Guardate che quello è tutto finito. Voi dovete parlare a chi ne ha 20, 30. Queste sono le persone a cui dovete parlare. Dovete cambiare il modo di pensare. E, ad esempio, e qui faccio un'autocritica anche a me, però è un po' per l'amico Bruno, non vedo neanche un giovane qui e non l'ho visto neanche prima. E noi stiamo parlando del futuro e di quello che succederà, che l'urbanistica, il paesaggio, facciamo tutto per chi? Per chi viene dopo che qui non c'è.
Quindi decidiamo noi quella... Uno può dire sì, ma è sempre stato così. No, e con questo chiudo con quello che vi dirò adesso. Quando noi pensiamo allo sviluppo, pensiamo sempre al boom economico dopo la seconda guerra mondiale. Che cosa ha pizzato quel periodo? Non ho i numeri, ma sono sicuro che potremmo averli. Cosa è successo? Che i vecchi, gli anziani, i padri, i nonni erano morti al fronte o erano tornati dai campi di concentramento non proprio nel mood dello sviluppo. Chi ha fatto lo sviluppo economico? I giovani. Non hanno dovuto coinvolgerli perché erano soli, però hanno fatto delle grandissime cose. Allora la domanda con cui vi lascio è: c'è qualche motivo per cui dovremmo pensare che i nostri figli e i nostri nipoti siano meno bravi per essere lasciati da soli a fare di quanto sono stati soli a fare i nostri nonni e i nostri padri? Grazie. Allora, so che vi abbiamo sottoposto a un pressing, però avete ascoltato in una mattinata 15 che io considero persone fuori classe. Quindi questa fatica che vi abbiamo imposto vi ha consentito di sentire 15 voci di testimoni, di protagonisti della vita comunitaria, scientifica, culturale, economica, che vi hanno trasmesso la loro sensibilità. Però, raccogliendo la provocazione dell'amico Gianni Zoppas, vi do appuntamento al prossimo convegno dove saremo tutti seduti in platea e metteremo sul palco solo i ragazzi giovani. Scegliete voi se fino a 18, fino a 21, 25, secondo la categoria che date alla giovinezza. Allora, grazie per aver resistito fin qui, speriamo che vi abbia fatto piacere conoscere tutte queste persone, ma soprattutto capire che intorno a voi c'è una vitalità, ci sono sorprese a non finire, anche nella zona industriale dove magari qualche vostro familiare va a lavorare e non sapete quanto di nuovo, di emozionante ci sia in quel lavoro, sapete anche quanto sono preziosi i vostri insegnanti, perché dovete pensare che anche grazie ai vostri insegnanti, che molti che avete visto qui hanno fatto una lunga strada dal liceo Flaminio fino alla loro vita professionale di soddisfazione. Quindi un percorso che è cominciato al liceo e naturalmente anche nelle altre scuole, che è proseguito per molti altri, e avete notato anche la varietà di voci. C'è spazio per tutti. Si è detto, è necessaria l'intelligenza collettiva e questa lascia spazio a tutte le competenze, le attitudini, i talenti. Io in vita mia non ho mai conosciuto nessuno che non avesse un talento. Semplicemente molte volte era diverso da quello che noi sapevamo misurare all'università. Quindi nessuno si senta chiamato fuori dalla partita, c'è spazio per tutti a questo mondo, ognuno è un valore essenziale e inconfrontabile con gli altri. Questo è quello che esce, mi pare, in sintesi da questo incontro, e ringrazio moltissimo tutti i partecipanti, gli ordini professionali che hanno voluto essere con noi, gli amministratori locali che sono venuti anche da Dolo, da Venezia, da San Biagio di Callalta, da vari comuni. Ringrazio in modo particolare la dirigenza, gli insegnanti del liceo Flaminio e soprattutto ringrazio le persone giovani che ci hanno ascoltato, degnandoci della loro attenzione, spero che portino a casa un discreto ricordo. Grazie e arrivederci.